Siamo riusciti ad acchiapparlo, ragazzi, ed è un finalmente. piacere. 9:33 carta d'identità, perché stiamo dicendo finalmente? Perché adesso vi presentiamo il secondo e ultimo ospite di questa puntata. Un eroe di giovedì. Nome Stefano cognome Cucca. Data di nascita 31/12/1978. Professione consulente direzionale. Segni particolari. Giramondo, anzi se non il avete cosmo ancora capito, forse se dico Rumundu vi viene meglio. Buongiorno, grande eroe. Stefano. Ciao, ben trovato, caro amico. Ciao a tutti, girare, finalmente siamo riusciti a acchiapparlo anche noi. Era stato ospite proprio quando era sbarcato qui a Cagliari, Sì, mi ricordo, di ritorno dal resto del mondo sostanzialmente, quindi nell'ultimo tratto di questa grande avventura al TG con Mario Tasca, il nostro direttore, però poi insomma tanti impegni successivamente. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Ed essere qui questa mattina a raccontare una favola che inizia però da un progetto che non c'entrava niente con la bicicletta. No, in realtà non c'entrava niente, perché diciamo che nella mia vita ho sempre fatto tante cose, 1000 progetti, e fra questi avevo partecipato a una startup competition per Green Ideas e la mia idea era quella di presentare un progetto in cui sviluppare un sito dove le persone potevano scrivere, leggere e condividere modelli di sviluppo economico alternativi al consumismo, perché la mia riflessione partiva dal fatto che se 85 uomini nel mondo hanno una ricchezza accumulata media annuale come quella di 3 miliardi e mezzo di persone, questo è un modello economico che non regge, che non sta in piedi. E allora sono finito negli Stati Uniti con questo progetto e loro mi hanno detto: ok, il tuo progetto è molto bello, però dici qualcosa pensa a qualcosa per promuoverlo. E io ho detto: ma io voglio fare un sito. Allora mi hanno detto: no, pensa a qualcosa di più cool, no? Come dicono gli americani. E io dissi in quell'occasione: ma la mia idea, perché due anni prima avevo pensato questa cosa, chiacchierando con un amico in bicicletta, avevo detto: sarebbe bello girare il mondo in bicicletta. E allora è partita la sostenibilità in questo caso. Sì. E allora la cosa è diventata molto più sostenibile per definizione. E allora il progetto è diventato non più la creazione di un sito, ma il giro del mondo in bicicletta. Il sito è diventato solo il mezzo per seguirti sostanzialmente. Sì, alla ricerca di stories di vita sostenibili, ed è stata un'esperienza di vita che non ha valore. Quanti paesi ha girato? Ma questa domanda me l'hanno fatta, ma ne ho fatte talmente tanti che ho toccato i 5 continenti. Mi viene spontaneo fartela. Tutti i 5 continenti li ha toccati, poi tutti i paesi magari lì sa lui. Sì, ho toccato i 5 continenti e sono partito dall'Italia, ho attraversato tutta l'Europa, quindi Svizzera, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Germania, Danimarca. Non ti sei perso un paese europeo? Più o meno no. Poi sono andato in Islanda. Anche in Groenlandia sei stato? No, lì ho saltato con un traghetto dalla Danimarca all'Islanda. Ok. Poi abbiamo la cartina del tuo percorso. Sì, ecco. Ecco. Bella. Io non l'avevo vista. E poi dall'Islanda sono andato negli Stati Uniti, poi Canada, poi ho attraversato tutti gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ho fatto circa 12 paesi, quindi Michigan, Illinois, Kansas, Colorado, Arizona, New Mexico, California. Sono risalito alla California e poi sono volato in Giappone, ho fatto tutto il Giappone, poi Cina, poi Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia, Singapore, quasi tutta l'Asia. I cinesi Indonesia. non si saranno accorti perché lì in bicicletta ci vanno tutti in bicicletta, quindi questo è vero, uno più uno meno. Il traffico là è pazzesco. Sì. Davvero. E poi ancora Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica. Australia. Ma anche nel deserto sei passato, no? Con i canguri, Sì, ho fatto delle zone tratti, ho fatto dei tratti di deserto anche in Africa. Chiudiamo il percorso, poi ti faccio una domanda, perché tu hai detto una cosa prima fuori onda bellissima e vorrei riprenderla. Niente, quindi Africa, nei pressi di Namibia e Botswana, e poi sono volato in Turchia, ho girato la Turchia, poi sono ritornato da Istanbul, Grecia, traghetto per l'Italia, ho attraversato l'Italia a Napoli, altro traghetto per Cagliari e poi Sassari Sorso. Ragazzi, io credo davvero un'esperienza di vita straordinaria. Però la cosa bella che quando parlavamo poco fa fuori onda, io gli dicevo: beh, ma allora com'è stato? Ma è tutto una questione di punti di vista. Cioè, se uno si mette, il più delle volte ci si mette più problemi di quelli che ci sono. Io i problemi non me li metto. Sì, ma è così, perché io non avevo mai fatto un giro in bicicletta come questo, però in effetti facevo molta attività fisica, facevo triathlon. Ma detto tra noi, il tuo sedere come ha risposto? Perché tutti sti chilometri di bicicletta, il sellino così era di gomma piuma, cioè nel senso neanche, c'era un cuscino. Avevo un prototipo di sellino. Ma ci sono drammatici problemi logistici.
Relativi. Io penso di sì, Io io li- impazzirei. Io li chiamo relativi drammatici problemi. Ma lei impazzisce anche a prendere la sua Panda scadregata e venire a Cagliari, quindi figuriamoci. Ma ti rendi conto? No, me come ne rendo viveva questo signore? un conto, e con grande piacere e invidia anche, perché ti assicuro che io quanti anni hai tu? 35. 35, Sì, 35 anni, d'accordo. poter raccontare un'esperienza di questo tipo e averla vissuta da un bagaglio molto più ampio, no? La propria esistenza. Sì. Tu hai lasciato per un anno il tuo mestiere, che non era neanche il mestiere di chi dice vabbè tanto non ho niente da perdere. Tu facevi il direttore legato appunto a ruoli finanziari di un consorzio. E cosa ti hanno detto quando hai detto ragazzi io me ne vado, ciao, vado a fare il giro nel mondo del Allora, beach? diciamo che Sei impermesso, no? No, diciamo che avevo preparato anche quel percorso, Sì, nel si senso può chiedere, che appunto, quella era la mia l'aspettativa, idea. no? No, mi sono No. licenziato Ah, ti sei perché poi avevo licenziato? anche un'azienda, non sei mi in sono dimesso. aspettativa. No, mi sono Io pensavo che tu fossi in aspettativa. No, e poi avevo anche un'azienda e ho dato le dimissioni anche da quell'azienda che avevo costituito. Però è molto bella questa cosa perché tutti mi dicevano ma sei un matto e poi che cosa farai? Invece anch'io sono te lo- rientrato Sì. e mi hanno contattato agli Stati Uniti per fare cose interessanti. Quelli gli stessi che ti avevano detto fai qualcosa di cool. No, diciamo dall'altra altri. parte a New York mi hanno proposto cose pazzesche in una delle università più prestigiose al mondo e mi hanno chiamato anche le aziende molto interessanti per occuparmi di sustainable management. volevo- Però allo stesso tempo noi siamo sardi, no? Quindi vorrei Sì. fare qualcosa in questa terra e... Certo, prima di pensare di andare a portare un altro cervello in fuga da altre parti. Intanto vediamo un po' di foto che scorrono Sì, vediamo, nel tuo viaggio. Io ti volevo chiedere, prima di arrivare al discorso che il presidente Mameli ha seguito molto attentamente nel tuo viaggiare e Sì. proferire verbo sulla sostenibilità, l'ecocompatibilità Certo. e tutto il resto. Cosa ti diceva la gente quando la incontravi? Cioè, cosa hai raccolto da tutte le persone che avrai incontrato in 32.000 chilometri? Diciamo in che bicicletta? il viaggiare con una bicicletta come questa, appunto, Sì. le immagini, non lo so, probabilmente non so se fossi io o la bicicletta, ma c'era un effetto calamita pazzesco. E quindi non c'era giorno in cui non mi fermassero persone per ospitarmi o per chiedermi qualsiasi cosa. E quindi iniziavamo poi. Eri già preceduto da... Ma no, nel senso che certa io. No, nel senso che. notorietà. Allora, diciamo che avevo degli appuntamenti fissi, che Ecco, ne so, ad ben esempio sono andato a Lussemburgo a parlare con la Banca Europea degli Investimenti, Ecco. sono andato a Bruxelles a parlare con i responsabili di alcuni fondi green, sono andato a Friburgo, che è una delle città in Europa e nel mondo punti di riferimento sulla sostenibilità, Sì. e mi ha accolto la comunità, il sindaco. Però poi Ma ti erano creati questi appuntamenti? Sì, questi- con le ambasciate? no, diciamo che allora, il progetto poco prima di partire ha fatto molto rumore e quindi in tantissimi mi hanno scritto sono per interessati. ospitarmi, per parlare Anche del perché tema. alla base non c'era solo un signore che in maniera sprovveduta prendeva la bicicletta e andava a fare un giro del mondo, c'era proprio tutto il discorso che credo interessi a tutti, l'ambiente Io Eh, che ci credo di sì, ma circonda, infatti- no? ma è l'impatto con la gente è sul piano politico. Era credibile quando tu parlavi delle ragioni per cui giravi il mondo in bicicletta. L'ecco, c'era un ecco politico da recepire Sì, il tuo secondo me viaggio, sì. o erano ostili? Che la gente ama anche il consumismo, come tu sai, Sì, sì. ama lo sviluppo industriale e avere questi profeti che vogliono cambiare il mondo sono guardati anche no, il fatto è con che- un certo sospetto. Secondo me il lato positivo è che io non sono un estremo. E questo ci fa piacere, visto? Gli estremi per la definizione mediazione. secondo me non vanno mai troppo bene. Posso stringere la mano? Grazie. Finalmente. Grazie. Uno E che parla con quindi, ponderatezza. e quindi il mio logomarchio ne è un esempio perché è un arcobaleno verde e vuol dire che ognuno di noi può fare qualcosa di meglio. Anche raccogliere una carta da terra è qualcosa per Sì, aiutare l'ambiente. certo. Io sono sostenibile perché giro in bicicletta, magari per uno che usa solo la macchina sì, per uno che vive in Tanzania probabilmente no. Perché loro hanno sempre usato solo i piedi per camminare, quindi anche questo è tutto sempre molto relativo. Certo. Quindi ripeto, Questo chi era? questo è l'ambasciatore americano, Americano. che poi mi ha ospitato a casa sua. Anche con lui abbiamo fatto delle belle chiacchierate. Questo è in Giappone, questa è la California. Insomma, Questa è la davvero uno. una Questo è il cosa Giappone. stratosferica. Però mi domando, arriva da una cultura familiare questa volontà di stare vicino e di essere ecosostenibile o comunque di stare attenti all'ambiente, che dovrebbe essere poi regola per ognuno di noi, no? Poi parto per primo io a probabilmente Per a volte assurdo distrarmi un po'. No, è stata una mia evoluzione, nel senso che io sono cresciuto in una famiglia dove l'importante era sempre lavorare, era quello di impegnarsi al 100%.
detto... questo è un altro aspetto, però cosa ti hanno detto i tuoi? Poi finisci questo discorso, ma voglio sapere anche quando hai progettato tutto a casa che ti dicevano, che ti hanno detto. E quindi su questo sono cresciuto sempre con la cosa che appunto, cioè, mi dovevo impegnare tantissimo per lavorare, raggiungere uno status quasi, no? Perché per i miei genitori, per la mia famiglia era molto importante che magari mi laureassi. Certo. E invece poi sono arrivato a un punto, magari in alcune cose che ho fatto anche professionalmente, abbastanza in alto, e mi sono fermato un attimo e ho detto: ma perché nella vita devo pensare solo esclusivamente a lavorare? Io lavoravo come un matto, nel senso che facevo docente management, facevo veramente tante cose, troppe, perché appunto da piccolo mio padre era un operaio che ogni tanto perdeva lavoro, e quindi questo senso io ce l'avevo come mia responsabilità. Io le mie vacanze quando avevo 17, 18, 19 anni, mentre i miei amici andavano al mare, io andavo in Svizzera a lavorare nella acciaieria Von Moss 12 ore al giorno. Hai capito? Quindi questa cosa, poi ripeto, per un attimo nella mia vita mi sono fermato e ho detto: ok, la vita non può essere solo questa. Certo. E quindi io ho iniziato a fare delle riflessioni E babbo e mamma che hanno detto? ma loro sono abituati, perché io ho sempre viaggiato. A 20 anni ho girato l'Egitto in autostop in 1000 modi, quindi... Caspita, allora tu ce l'hai nel DNA, però è diciamo l'avventura, che proprio sì. l'avventura. Viaggiare è una delle cose più belle in assoluto, secondo me. Questo è verissimo. Allora, torneremo tra poco e dopo la chiacchierata telefonica per parlare appunto di un fine settimana legato a una manifestazione, insomma, con Angelo Pili, tra poco ne parleremo. Tornando da Rumundu, segnati la domanda perché io adesso me la scrivo, se no me la dimentico. Vai. Perché in questi 32.000 chilometri e in questo anno uno ne ha di tempo per pensare. E io vorrei ripartire da lì. Va bene. Tutto quello che ti è passato per la testa, tra progetti, magari ripensamenti, cose che hai fatto che avresti voluto non fare, fidanzate perse e tutto quanto. Se scappolo. Torniamo tra poco. Ma che c'entra questo? No, Era non solo so per dire che tante cose ti adesso passano che in mi hai testa. trascinato. Ma sì, vabbè, ma perché chi sarà fatti vivere suoi? questa C'è la avventura. pubblicità, torniamo tra Porta poco. problemi, Tolgo pubblicità. io Rumundo dalla Pubblicità. tolgo io Rumundo dall'impasse, andiamo. Angelo Pili è già al telefono con noi, chiedo alla regia. Buondì a tutti. Sì, eccolo qua. Buongiorno, Mr. Angelo. Pili. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Raccontaci in 2 minuti che cos'è il Kripla Tour Summer. Sì, allora, noi facciamo da vari anni questa manifestazione, che anche perché poi è una passillana cagliaritana andare a cercare le cripte sotterranee al di sotto delle chiese, e questa volta andremo alla chiesa di Santa Chiara, e dove ci sono il cimitero all'interno delle chiese. Cioè vuol dire che è una cosa molto interessante, perché di notte, d'estate, e soprattutto è una passeggiata per i rioni storici di Cagliari. Cioè vuol dire, noi partiamo da Piazza Costituzione, cioè vuol dire perciò la Villanova, Stampacce, Marina, insomma di tutto e di più, nel senso che poi andremo a cercare monumenti, chiese scomparse, tipo la chiesa di Santa Caterina che venne bombardata durante il 43, però Sì. è una cosa molto bella perché siamo tutti insieme, perciò è una cosa molto bella. Come si può partecipare? Bisogna portarsi, Guarda, diciamo, fisicamente dove? Bisogna, sì, Piazza Costituzione, la nuova Piazza Costituzione che è di fronte al bastione di Saint-Rémy. Cioè vuol dire che da quel momento, dalle ore 20, noi ci muoviamo fino alle 23 della notte. Cioè vuol dire che le persone poi simpatizzano, stanno insieme, si vedono i monumenti, quelli veramente cittadini, ma soprattutto quelli che non vedono più, perché poi nel corso del tempo sono scomparsi, e noi andremo a cercare proprio le tracce, i simboli, i segni di tutta questa Cagliari. Questa Bellissimo, foto perché... bellissima che vediamo Bella, in sovraimpressione, che è poi la locandina fatta con Instagram, perché c'è la mano di Instagram lì sopra per fare il cielo più bello, perché si possono fare un po' di variazioni, però è molto, molto carina, dalla dimensione di quanto comunque Cagliari sia davvero una bella città. Sì. Sì, sì, di notte io la consiglio a tutti, anche di giorno, però quando c'è il sole ritiratevi. Ma di notte è romantica Sabato 19 Cagliari, luglio, dai. Cripta Tour notturna. Io credo di aver subito un effetto Sì. mameliano prima all'inizio, quando ho detto cripta anziché cripta ho detto criplar, Che una roba c'entro così. io? No, perché è lei che stravolge No, le no, parole, lei mi probabilmente. contagia. Quando hai qualche Angelo, buon elemento di divertimento. disturbo, tienitelo per te. Non siate perdonami. critici. No, No, saremo. no, per carità. Ciao e Ci grazie. mando Matteo Bruni con voi. Sì, sì. Ciao. Se entrate Ciao Grazie. Angelo. in una No, catacomba, no, lo lasciamo dentro, in una se nicchia. trovate in una A Matteo Bruni in Guardi, una lei- nicchia. io posso magari Una lei mi trova in nicchia. una nicchia, lei invece Nicchia, mi ha guarda. rotto la nicchia. Sai quindi qual è? La potrebbe essere nicchia, più posso pericoloso. usare un termine, la nicchia dell'oblio. Va benissimo, tornando
invece è un Scusami, mondo, è un caro po' amico. 10 anni che io vivo come Sandra Mondaini sono nel io, mondo Vianello, guarda. sostanzialmente. Sono una vittima. La Wow, domanda che ti ho wow. fatto prima della pubblicità era legata a ciò che passa per la mente in 32.000 km di viaggio in un anno di tempo. Sì, allora di cose ne passano tante e la cosa più bella però è il senso di libertà che percepisci facendo una cosa di questo tipo, che la si può provare dal mio punto di vista solo facendolo. Cioè nel senso il senso più intimo della libertà, perché cioè, tu sei padrone del tuo tempo per un anno, questa cosa è veramente forte. C'era una vecchia storiella che diceva che ognuno di noi ogni giorno ha come un conto corrente a disposizione fatto di 24 ore, tot minuti, tot secondi. Il fatto è che questo conto corrente non è un conto corrente sul quale poter accumulare tempo, quindi alla fine di questa giornata tu tornerai a zero. Quindi se avrai sfruttato bene quelle 24 ore, allora ti potrai sentire una persona più ricca, più appagata, più soddisfatta, più importante anche per se stessi, aumentare la propria autostima. Se l'hai usato male, quel tempo non torna più. E questo appunto, perché la vita è una. Certo. Su questo, Purtroppo sì. sì. Purtroppo sì. Sì. Senti, restando sempre nell'ambito politico, sì, ho fatto politica. In Sardegna tu hai avuto modo... Si è commosso, ha fatto... No, sono commosso per la presenza di questa straordinaria persona, che trovo grandioso quello che tu hai fatto, profeta di pace, di progresso e di cambiamento. Ma in Sardegna la classe politica attuale è in grado di recepire le istanze della tua denuncia propositiva per cambiare il paese? Secondo le coglie. Secondo me alcuni sì, tanti no. Il tanti no che purtroppo preoccupa Cioè, di più degli alcuni. Qualcuno potrebbe, secondo me sì, qualcuno sì. Ad esempio, confesso che la persona che in questo momento guida la regione, secondo me è una persona capace con delle belle sensibilità. Ma speriamo che il presidente Pigliaro possa davvero anche avere Possiamo ancora sensibilità sperare in sotto cambiamenti. questi Però profili, anche il perché cambiamento dipende da noi, cioè il vero cambiamento dipende da noi. Questa cosa deve essere altrimenti diventa una scusa, perché faccio un esempio stupido. Sì, prego. Hamburgo o Friburgo sono tra le città più pulite al mondo, ma perché? Perché per ogni persona che butta un pezzo di carta, faccio sempre questo esempio banale ma Sì. è etico, è educativo, ci sono 3 persone che la raccolgono. Friburgo è uno che la redarguirà quella che l'ha buttata, cioè qualcuno che gli dirà anche Sì. non si fa così, E invece qua facciamo gli eventi al Poetto, che è un posto Questo è magnifico, e il giorno dopo non si può passare. Quindi io non mi devo aspettare, cioè, che la politica metta una squadra di 2000 persone a Certo. dirmi tutti i giorni il Poetto. L'ideale come sarebbe gli non incendi, sporcare il sì. Poetto come prima cosa. Quindi ci vuole un cambiamento collettivo Nostro. sul nostro, come sardi. Sì, Dobbiamo modificare No, non come regole sardi, di vita. no, Come- no, adesso perdoni, parliamo in Sardegna, come ero riferito. cultura del Certo. nostro paese, non Sì, solo in della generale, nostra adesso regione. mi limitavo alla Perché Sardegna. quando noi adesso. diciamo, noi sardi amiamo ripeterci sempre questa cosa, appunto, che la Sardegna è un paradiso. La Sardegna è ipoteticamente un paradiso. Io ieri ho fatto un giro in bicicletta lungo, Tanto per non dimenticarti perdere il appunto. pezzo della bicicletta. verso Villa Simius, mi sono fermato in alcuni punti belvedere e sotto era pieno di spazzatura. Ora, è vero che ci vorrebbe qualcuno che raccogliesse quella spazzatura, ma la domanda è: perché c'è qualcuno che butta quella spazzatura? Che a volte non siamo noi, a volte sono turisti, però molto spesso siamo noi. Soprattutto siamo abbiamo noi, questa bruttissima abitudine di dire: ma sì, l'ho buttata dal mio finestrino, ma sarà che poi dopo la società qualcuno ci penserà. Sì, no? questo fino a poi alle cose più grandi, cioè l'altro giorno in un convegno a Sinnova parlavo col presidente Pigliaru ad esempio della nuova centrale biomasse che stanno facendo nella zona di Sassari, A Porto Torres, sì. cose che secondo me sono nella direzione sbagliata. Ad Ah, sì? esempio. Sì, assolutamente E sì. perché? Perché di questo tema ne ho parlato anche con i responsabili del bando Life a Bruxelles, perché in Nord Europa, ad esempio in Nord Italia, è comune vedere delle monoculture per chilometri, ettari di terreno. Cosa succede? Che quelle monoculture vengono utilizzate per l'industria. Sì. Se io nella mia zona, nella Nurra, trasformo quella che era comunque tutto quel settore agropastorale per metterci 2000
10.000 ettari di cardo. Che sono fondamentali per la produzione. Io certo. però sto trasformando l'ecosistema del mio territorio. A vantaggio di che cosa? Sto sradicando la cultura del mio territorio per implementare una tipologia di produzione Però è più pulita rispetto al passato, che però come magari, benessere e ricchezza. che però magari fra 10 anni quell'industria andrà via, dei cardi non me ne farò più nulla E rimarranno i cocci. rimangono i cocci, rimane il fatto che abbiamo perso le nostre tradizioni, che la piccola produzione viene sostituita da produzioni industriali, e questo è il vero dramma. Ripeto, io quando vedo la mia Sardegna, la nostra Sardegna con le nostre centrali, quando vado a Pula e vedo la Saras, a me viene tristezza. La nostra Sardegna dovrebbe avere un piano di sviluppo completamente diverso, e me lo dicono dall'estero. È chiaro che questo è un discorso assolutamente vero. Poi dopo probabilmente a quelli quanti mila ci lavorano dentro la sala. Ci lavorava anche mio padre, ma No, lo so, però dico a quelli che hanno lo stipendio oggi più che Appunto. mai, quelli che hanno quel piccolo stipendietto. Sì, però noi abbiamo pensano che sia l'Eldorado. Sì, però poi dopo intorno a San è una Rocco è stato problematica fatto un film che non è stato mai tra individualismo e collettivismo. Cioè, io posso pensare che se dovessero chiudere una cosa come quella, uno perde il lavoro, ma quanti malati ci sono in Sardegna? Esatto, è stato fatto un film che appunto è stato promosso non più di tanto. Il rapporto del Ministero dell'Ambiente ha 44 siti in Italia, di cui 2 in Sardegna, con tassi tumorali pazzeschi. Ma ragazzi, parliamo di lingua blu queste mattinate, dove i vaccini erano infetti per far sì devi che dare atto a tuo babbo e ad altri, a tuo babbo e anche al sottoscritto, che negli anni 60 queste industrie hanno affrancato la Sardegna dalla miseria, perché l'alternativa era emigrare. Non dimentichiamo che hanno creato benessere e ricchezza, non si possono cancellare questi dati storici dello sviluppo della Sardegna. Io non lo cancello. Noi negli anni 60 la nostra politica va davanti a una decisione: sviluppare la Sardegna in qualche direzione. È stata scelta, secondo me, una strada che ha dato dei posti di lavoro, ma ha sradicato, ripeto, le persone da un territorio. Ma quanto la cassa integrazione in Sardegna, ma per quanti anni è stata bombola di ossigeno da parte della politica, cuscinetto anche, direi cuscinetto. Questa cosa qua diventa sociale, perché le persone non è la soluzione, non è la soluzione. Questo non e è oggi la situazione di oggi è la conseguenza di quei 20 anni di cuscinetto. Sì, perché la gente questa poi roba bisogna dirla, altrimenti ha preso quello che poteva prendere, ma non aveva in mano niente per il futuro. Come si può pensare che in Sardegna, noi abbiamo le materie prime, devono arrivare le materie prime, lavorarle e andare via, ma come si può pensare che possa essere concorrenziale nel mondo? Però in una cultura autocarchica, l'autarchia, che è una autarchica, forse autarchica, esatto, che è stata approvata non sempre da delle ragioni. Attenzione, in un mondo globalizzato dobbiamo interagire con tutti i mercati, altrimenti si scende. Però vi posso dire che nel mondo, al di là delle filosofie, nel mondo globalizzato, non è filosofia, l'Italia in questo momento, per una multinazionale americana che hanno le mappe del nostro pianeta, risulta bianca. Bianca vuol dire doesn't matter, cioè che non ha nessun interesse ad investire in Italia. Ma per altre cose, però costo del lavoro anche per quello che ha appena detto lui, anche per quello che ha appena detto lui. Costo del lavoro alto. Quindi dovremmo riflettere. Non è filosofia. E la riflessione, non scendiamo, perché in realtà rimane tutto in quello che è il progetto di Stefano. Conosco il suo progetto. Diciamo che perché Rumundo non te l'ho chiesto, te l'avranno già detto 150 persone, lo so, ma voglio che tu lo dica. Sì, questa cosa piace a tutti, perché mia nonna un giorno mi disse: ma tu sei sempre in giro per Rumundo. Che vuol dire ma tu sei sempre in giro per il mondo, e quindi questa parola era molto particolare, allora provai a metterla su internet, non c'era niente, non c'era nessun di dominio, simile, non c'era nessun sito, è diventato il nome del progetto. Caspita, e che suono, e soprattutto e che eco ha avuto questo progetto. Poi di base è una parola che secondo me è molto rotonda, molto, richiama quasi un suono africano, lo sì, comunque è musicale, quindi suona bene. Credo che anche adesso, per fare un esempio che c'entra poco, però basterebbe anche solo avere un orecchio abbastanza sviluppato per la musica per parlare bene italiano, perché quando uno sbaglia un verbo è come una nota che stona, no? Se uno dice se io avrei, si sente che stona, se io avessi suona, e quindi insomma vabbè, questa è un'altra cosa. Però due piccole, visto che abbiamo pochissimo tempo, neanche un minuto, due piccole domande veloci. La prima:
comunque questo progetto dato voce in capitolo, cioè ti ha creato quella credibilità che prima magari pur avendo delle buone idee ma non ascoltabili da tutti, invece adesso ti si sono aperti varchi un po' ovunque. Diciamo che mi stanno contattando per parlare in contesti molto importanti sul tema. Mi hanno anche scritto da Bruxelles per fare un intervento in Commissione Europea, quindi caspita, è una cosa molto interessante. La seconda cosa, visto che sono già le 10, scusi Presidente, Prego. è non c'era la barba all'inizio, adesso c'è ed è rimasta. È perché ti sei affezionato? È perché il rasoio costava troppo e far la barba era noioso? No, è una cosa strana, nella mia vita non avevo mai avuto la barba, ma anche in viaggio la tagliavo spesso. Dica quella cosa brutta che dice sempre, stia zitto, si faccia i fatti suoi, perché a me mi rompe le balle quest'uomo, ogni giorno se lascia la barba appena lunga, togliti la barba che fai schifo, togliti la barba, ma tu vai in giro con un gatto morto in testa. Però pian piano la sto tagliando. Sfoltendo, mi hai dato un po' di Pian felicità. piano, pian piano. Vedi, Va mi sta bene. dando un po' di È felicità. stato un vero Grazie, è stato un piacere piacere. chiacchierare e anche di temi molto Complessi e importanti con importanti. un giovane che non solo ha avuto una bella idea, quella di girare il mondo in bicicletta, ma l'idea migliore era quella di portare un progetto e soprattutto un senso, un bisogno personale appunto del tenere alta la guardia su quello che è il tema della ecosostenibilità e dell'ambiente pulito. Sì. Grazie a Stefano Grazie, Cucca, carissimo. grazie a È stato Rumundo, un piacere. buon Ciao. viaggio perché il viaggio continua. Grazie. Per noi domani alle 8, stasera alle 21 c'è la replica su Sardegna 3, la luna di notte su Sardegna 1 come sempre. Grazie alla squadra Stefano Perra, Gigi Perra e il DJ Fabietto, grazie al presidente È Mameli. contraccambiato, caro amico. A domani, baci. Ciao, domani Ciao. alle 8 puntuali.